Va ora in onda la rassegna stampa. I love those J-I-N-G-L-E bells on those holiday J. Ma dai, è Natale! È Natale, signori! Ma che atmosfera stupenda! Guarda la neve! Ma dai, Simone, cosa mi ha portato il regalo? No, non dovevi, dai! Simone, buon Natale! Ma che gentile! E io non ti ho portato niente perché da me non è arrivata neve e non pensavo veramente. Buon Natale a tutti da Radio Libertà, buongiorno da Sammy Varin, un jingle bell ci vuole, solo per Cislago in provincia di Varese, Cermenate in provincia di Como e vie limitrofe. È pazzesca sta cosa. Cioè, ha nevicato, o meglio, grandinato, praticamente in 2-3 paesini, no, eccetera. Il cambiamento, vai con la base, vai con il nostro chitarrista, fammelo sentire, eccolo qua, sul cursore, fammi godere, sì, è Roberto Salis, è lui che ci tiene compagnia con la musica nella prima mezz'ora di rassegna stampa da Lollapalooza di Milano. Buongiorno da Sammy Varin, come state? Felici e contenti? Siate felici che oggi, lo sapete chi arriva in Italia? Qualcuno di voi ancora non lo sa, perché non se ne è parlato abbastanza in questi giorni in telegiornali, notiziari, giornaletti e giornaloni. Tra poco ve lo dico, ma un po' di suspense ci vuole. Buon mattino da Sammy Varino, sono le 7:32, eccoci a un'altra giornata di controinformazione su Radio. È il 7 di maggio 2026 e sono ormai tempi di vacanza. Che cavolo. Il problema è che Repubblica porta sempre una sfiga della miseria. Cioè, questo è un sito che tu lo apri e lo richiudi, lo riappallotteresti. Cioè, capito cosa si fa con i giornali? Lo fai una pallina, la tiri al gatto. Prenotare le vacanze con l'assicurazione, le clausole e quando conviene. Subito apertura di Repubblica c'è questo articolo di Federico Formica che ti fa cadere le balle, perdonate, perché le vacanze chi poteva le ha già prenotate. Se non ci avete messo l'assicurazione, ma è la stessa cosa, perché tranquillamente poi nell'assicurazione non ti mettono dentro determinate cose. Quindi è inutile che ci fate fare patemi d'animo. Qui c'è gente che sta cancellando le vacanze perché ha paura che non parta l'aereo o la nave, capisci? Ma perché mettere il dito nella piaga, con tutti i bei posti dove infilarselo questo dito, proprio nella piaga delle vacanze? Questa è cattiveria, la cattiveria dei giornalisti di Repubblica che sono stati obbligati a imparare a ballare il sirtaki e adesso si prendono la rivincita su noi poveri lettori, che noi non la leggiamo Repubblica, quindi ciapala lì. Buongiorno a chi ha prenotato le vacanze e non sa se mai partirà la nave o l'aereo. Giustamente, in questo caso siete stati maghi, non avete prenotato un tubazzo di niente, prenderete e andrete da qualche parte con l'automobilina, ma che cavolo ce ne frega, un po' di benzina, un po' di gasolio e usiamolo, no? Il buongiorno si sente dal Varin e dalle vostre, si sente proprio, cioè, da lontano, chi ha la radio un po' alta, il vicino gode, e dalle vostre telefonatine. Sì, non fate suonare il telefono a quest'ora perché c'è Simone che si sta svegliando ancora, ma se inviate un WhatsApp al 340 67 09 659 e noi tra poco i messaggi che fanno capire un attimo all'ascoltatore tipo
qual è l'umore di chi sente questa radio, chi ci ascolta da casa sul sito radiolibertà.net, chi ha scaricato l'applicazione e ci segue col telefonino ovunque, anche sottoterra, in senso buono naturalmente, chi è in giro in macchina e ci ha scoperto sulla Radio DAB. Questa è una comodità, ragazzi, schiacciate DAB sul cruscotto della vostra autoradio, chiaro che deve essere un'auto recente degli ultimi 2 o 3 anni, forse anche 4 o 5, al posto che schiacciare FM, schiacciate DAB e scoprite un universo di radio nuove, tematiche, e chi fa questa musica, chi fa quell'altra, chi non fa assolutamente niente. Noi continua a parlare, parla e facciamo colazione mangiando pane e politica, sperando che sia buono il pane e soprattutto sia buona la politica. Buongiorno naturalmente anche a chi ci segue da internet, da Facebook e da YouTube, cercando Radio Libertà o cercando Lega Salvini Premier, su cui siamo in onda con questa rassegna stampa. E naturalmente un grande saluto a tutti i leghisti celoduristi, sono migliaia e migliaia quelli che sbirciano la nostra rassegna stampa anche in altri orari del giorno o della notte. Allora, vi devo dire che oggi la rassegna stampa verte su 2 argomenti: delitto di Garlasco e la di Venezia, ok? Non pensate che io vi parli di questi argomenti. Li sfiorerò soltanto perché se state scegliendo Radio Libertà al posto che Radio 24, Radio 1, Radio Popolare, vuol dire che ne avete piene le tasche di queste argomentazioni, ok? E io sono qua per portarvi da altre parti, mettervi sul tavolo altri argomenti, magari un po' più importanti, magari meno, ma che secondo me influenzeranno il nostro e il vostro futuro. D'accordo? Comunque il sito del Corriere apre così: tutti gli indizi contro Sempio, il video sulla chiavetta USB, le ricerche sul web sul DNA, il tappetino arrotolato, tappetini arrotolati, solo chi ha visto poteva sapere, virgolettato. Fino ad ora non si era mai parlato del video della pendrive, Chiara li aveva copiati e poi cancellati, solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza. Ma ditemi, ma vi interessa ancora questa faccenda? La risposta comunque deve essere sì, perché c'è in carcere qualcuno di innocente, quindi un minimo di interesse ci vuole. Chiaro che poi si esagera sempre, i giornalisti devono esagerare e la gente poi è logico che il giornale non lo compra più. E mi sembra il minimo, che cavolo. Molliamo certamente i siti internet, tuffiamoci subito sui quotidiani. Da dove partiamo? Chiaramente dal vostro quotidiano di riferimento, so che vi piace. Il quotidiano più bello, quello che ha sempre il titolo che fa meditare, è sicuramente il quotidiano comunista, Il Manifesto. Eccolo qua, che oggi apre con Trump. Ci sono vari Trump, 1, 2, 3 Trump ci sono, è un fotomontaggio con 3 Trump e il titolo è L'avversario. L'avversario di Trump è sempre Trump. Combattimenti conclusi. Il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore. Ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran. Incapace di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Così si arrotola la titolazione del quotidiano comunista Il Manifesto, che comunque è vero, ci sono buone notizie, pare che finalmente la guerra potrebbe cessare, quindi potremo andare in vacanza. E questa è la cosa bellissima. Quindi state cancellando le ferie e tra 15 giorni le dovrete riprenotare. Io non dico niente, mica che poi date la colpa a me. Io non dico niente assolutamente e rimango però sul Manifesto, perché attenzione, finalmente qualcuno che ce lo dice, perché noi non sapevamo. Dove va Rubio? Dove va? In Vaticano, signori. Rubio in Vaticano, Meloni prega. Questo è il titolo del Manifesto. La Premier spera nella distensione e pensa alla crisi energetica.
avanti tutta sul nucleare. E questa è finalmente, vedete che vi sto dando speranza di vita, cioè vi dico, forse è il caso di aprire gli occhietti belli, di scendere dal letto, di andare a far colazione o di non incazzarvi se c'è il solito casino per entrare in città. E cosa pensavate, che oggi foste gli unici ad andare a lavorare? E dai, freghiamocene, pensiamo invece che il nostro paese si sta risvegliando sul fronte del nucleare. Sì, siamo appena in ritardo di un 20 o 30 anni, ma tra 20 o 30 anni sappiate che ci sarà il nucleare. E noi dove saremo dunque? A Palazzo Chigi lo ammettono, l'esito degli incontri di domani con il segretario di Stato USA Rubio dipende il sarto, è detto il sarto perché deve venire qua per mettere a posto i casini che ha fatto Trump, dipende in buona parte dai suoi colloqui di oggi con il Papa. Quindi oggi il Papa, domani la Meloni. Attenzione, la Meloni e chi altro, perché c'è polemica su alcuni quotidiani di sinistra, naturalmente c'è polemica perché Rubio vedrà la Meloni e vedrà Tajani e suo omologo e nessun altro. Rubio non vede Salvini. Chiaramente Repubblica dice che c'è rimasto malissimo Salvini, robe gravi, ragazzi, ma non vede neanche l'altro ministro, cioè, quello della difesa non lo vede. Robe gravi che per il momento non posso raccontarvi perché vi farei stare male subito così alle 7:41, non posso rovinarvi così l'inizio della mattinata, però robe veramente che ci scenderà la lacrimuccia. La missione di Rubio è di arrivare a una mediazione con il Vaticano, le cui fonti prevedono un confronto franco e diretto. Speriamo che non si menino, aspettandosi una retromarcia sull'accusa di Trump a Prevost rispetto al pericolo nucleare, che poi ha detto qualche altra battutina nelle ultime ore verso il Papa, il Trump. Parolin pesa le parole, attacchi strani, dice Parolin, ma gli USA restano un interlocutore imprescindibile. Meloni invece assicurerà il sostegno alla Casa Bianca con alcuni paletti. Al miraggio di essere il ponte dell'Occidente non ha rinunciato, miraggio, ma ieri nel vertice tra i leader si è parlato anche di crisi energetica. Il piano prevede in primo luogo il ritorno al nucleare. Applauso. Presentazione di un DDL, basta applauso, continui a applaudire, Semivarin. Presentazione di un DDL delega entro maggio e decreti attuativi entro il 2026 a passo di carica, scrive oggi il Manifesto. Ok? Ci fermiamo qua, certo, poi ci sono altri titolini che sicuramente vi piacerà leggere, ve lo dovete comprare, Barboni, e compratevi sto Manifesto, almeno una volta nella vita bisogna comprare anche il Manifesto. Ma oggi anche Italia Oggi è interessante, soprattutto se avete un'attività. Bancomat più convenienti. Per alleggerire i negozianti dalle gravose commissioni applicate sui pagamenti, dal 2027 le carte di debito avranno almeno 2 distinti circuiti di pagamento. Sai che noi non ci pensiamo mai, io ti dico la verità, cioè non vado mai in giro con contanti. Prima di tutto perché almeno non mi rompono le palle i vari marocchini che ti chiedono soldi, glielo faccio vedere il portafoglio. Il problema è che qualcuno c'ha anche il POS, appunto, il banco, ma dice no, tu aiuta me con carta di fa culo. No, davvero, sono scomodi, i contanti sono scomodi, poi qualunque cosa accada, eccetera. Ma non pensiamo che quando andiamo a fare la spesa, ma soprattutto quando andiamo magari semplicemente a comprare un caffè, una brioche e paghiamo col bancomat, in molti casi quelli pagano una commissione ogni volta che voi fate passare la vostra carta bancomat. Attenzione, in molti casi. Non sempre. Lì poi dipende anche dall'esercente, se è un tipo che si è un attimo informato e ha scelto la situazione giusta è un conto, altri invece devono pagare. Bene, ci sono buone notizie perché Bancomat, scrive oggi Italia Oggi, saranno più convenienti per gli esercenti,
per alleggerire i negozianti dalle pesanti commissioni applicate sui pagamenti con carta di debito legati a circuiti internazionali, fino al triplo di quelle applicate dai circuiti interni, un emendamento al decreto legge fiscale prevede dal 2027 l'obbligo per banche e poste italiane di emettere esclusivamente carte di debito che includano almeno 2 distinti marchi di pagamento. Questo vuol dire quindi o de chi o de là potranno risparmiare gli amici esercenti, e quindi penso che a questo punto non abbiano più scuse e dire no, non accettiamo bancomat, eccetera, eccetera. Che ne dite? Soprattutto i tabacchini, non ho ancora capito io sta cosa, non mi ricordo io neanche come è fatto un tabaccaio, però mi dicono che ancora ci sono problemi. Me lo confermate? Dal tabaccaio molto spesso non accettano il bancomat. 340 67 09 659. Stavo guardando se c'è qualcos'altro che merita oggi l'attenzione di Sammy Varin. Beh, sicuramente il Gazzettino di Venezia, e ci può stare anche perché è la polemica del giorno, su qualunque quotidiano non si può non parlarne. La Biennale, noi liberi e audaci, è questa citazione, caso Russia, la replica di Buttafuoco. Questo è un giardino di pace, non selezioniamo passaporti. La Premier, sgargiante, ha confermato la nostra autonomia. Critiche dal PD, mentre 5 Stelle lo difende. Lo sapete, Russia sì, Russia no. Si vis pacem parabellum, no, para pacem. Ste citazioni latine, guarda, la senza, però sai, la cultura, è la cultura. Se vuoi la pace, prepara la pace. Pietrangelo Buttafuoco corregge perfino Vegezio, IV secolo d.C. Quando ci trovavamo la traduzione in latino, eravamo, lascia sta, per spiegare perché a Venezia noi non imbracciamo le armi, siamo liberi e audaci. Lo ha chiesto niente meno che il capo dello Stato Mattarella. Attacco sotto attacco dalla Commissione europea, ha accusato di aver violato le sanzioni alla Russia per l'apertura del padiglione ai giardini, quasi deriso dal suo ex amico ministro Alessandro Giuli. Buttafuoco sì e Buttafuoco no. E oggi non avete che l'imbarazzo della scelta. Qualunque giornale apriate, si va alla Biennale, chiaramente si va a bere vodka al padiglione della Russia. Un buon motivo per alzare il culo dal divano se siete in zona e farci un pensierino, ma ne parlano male, non della vodka, ma del padiglione. Certo è brutto, ci sono i vetri sporchi, che schifo. Dai, buttiamoci sui quotidiani. Oggi voglio partire con il quotidiano Il Tempo, perché ha cose che... Scusa, mi ha già sbattuto fuori, vuol dire che è arrivato il momento dell'annuncio. Per i nuovi ascoltatori spieghiamo cosa succede qua dentro. Ho un computer di bordo poco comunista, che quando scelgo un giornale che non sia di sinistra mi sbatte fuori dal programma, capito? Per cui io sto facendo questo appello, figlio d'Apollo, ormai da mesi, forse da anni, per chi ci ascolta e magari questa mattina uscirà per andare in posta a pagare qualche bolletta. Fateci un conto corrente postale, abbiate pietà. Conto corrente postale 37671294 per aiutare Sammy Varin, più che Sammy Varin, Radio Libertà, ad avere un computer un po' più sveglio e un po' meno sinistrorso, ok? Ci potete aiutare anche andando sul sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, così scoprite quanti commenti diversi rispetto ai soliti giornaloni ospita il nostro sito, ma cliccando in alto a destra, dona ora, potete aiutare Radio Libertà con una semplice carta di credito. Grazie, so che lo state facendo in tanti, anche perché io vi chiedo esclusivamente 5 euro per aiutare la nostra emittente. Se lo fate col conto corrente postale, scriveteci anche la motivazione per un computer nuovo a Sammy Varin, così il nostro amministratore prende nota magari. Grazie, io rido, scherzo sempre, però so che avete un cuore d'oro voi ascoltatori.
mica tutti i leghisti celoduristi, e la cosa bella è che arrivano anche aiuti da chi non la pensa affatto come noi, ma ormai non riesce più ad ascoltare una rassegna stampa normale. Vi siete drogati con quella di Sammy Varin su Radio Libertà, anche perché qui attiriamo, siamo inclusivi, noi vi amiamo, e quindi attiriamo gente che veramente una rassegna stampa non l'avrebbe mai ascoltata. La cosa che mi fa particolare è che quelli che ascoltano me poi non ritornano ad ascoltare le rassegne stampe tradizionali. Questa è una cosa che mi fa pensare, e dice: ma come li conci gli ascoltatori, Sammy Varin? Provo a entrare sul tempo, attenzione, prova, ola, ce l'ho fatta, si è aperta la pagina. Guarda il titolo: Inchiesta Covid, tangenti e mascherine. Gomblottisti oggi sul Tempo a go, ma non soltanto sul Tempo, anche sulla Verità, naturalmente. Soldi dei contribuenti buttati, accuse a legali ex colleghi di Giuseppi, parliamo di Conte, e ruolo opaco dei mediatori. Ora trasparenza. Parla Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione. Conte si dimetta e si faccia udire. Doveroso sapere, mentre gli italiani morivano, se c'erano soggetti spregiudicati che facevano affari sulla loro pelle. Audizioni infuocate in commissione d'inchiesta. Oh, attenzione, lo sapete che c'è il nostro Claudio Borghi Aquilini, ogni martedì in onda su Radio Libertà, e quindi ci riferisce, vi riferisce. Audizioni infuocate in commissione d'inchiesta e dibattiti senza esclusione di colpi nell'aula del Parlamento. Gli anni della pandemia e la gestione politica di quell'emergenza sono tornati di attualità. Per la capogruppo Fratelli d'Italia in commissione Covid Buonguerrieri è doveroso sapere se mentre gli italiani morivano vi fossero spregiudicati che facevano affari e un coinvolgimento di chi a quei tempi governava. Ne parla oggi sul quotidiano Il Tempo, a pagina 2 e 3, Dario Martini. Sempre prima pagina, l'avvertimento. Salvini sulle chat finite in prima pagina sul Corsera. Guardonismo, non giornalismo. Parla il vice premier. Apprezzo la coraggiosa campagna del quotidiano Il Tempo. La richiesta di consegnare le chat mi pare inedita, singolare, immotivata. Ne parliamo tra pochissimo. Sempre in prima pagina sul Tempo, naturalmente, oggi gli incontri a Roma, Rubio dal Papa, domani da Meloni, prove di distensione, e non può mancare la svolta nel caso Garlasco. Ieri sera ci hanno fatto 2 baroni così su Rete 4. Sempio, il ministro dell'ultimo audio, il mistero dell'ultimo audio, parla da solo in auto, basta incolparlo, cioè è spuntato questo audio dell'indagato che fa riferimento a un rifiuto da parte della vittima dopo un suo approccio, e cioè dicono: ecco, questa è la prova che è stato lui. Ma lui stava scimmiottando praticamente la scena, e tu dici: questo parla da solo e quindi dici che si è detto la verità da solo? Ragazzi miei, non lo so cosa ne pensate. Se volete dirmi cosa ne pensate, 340 6709 659. A me fa ridere che si tiri fuori tutto questo casino, e per altri invece ci viene in mente naturalmente la strage di Erba. Non ne parla più nessuno perché sono loro, per forza loro. Tangenti e mascherine, pagina 2 e 3 del quotidiano Il Tempo, è roba buona se siete incacchiati su queste argomentazioni. Commissioni mascherate, consulenze inesistenti, chiarire i legami con lo studio dove lavorò Conte. Ma taglio basso, c'è Nordio, e questo c'è anche su altri quotidiani. Nordio ha deciso di querelare la Berlinguer e Mediaset per le illazioni di Ranucci su Minetti, e Sottile li stacca negli ascolti. Praticamente stanno irridendo molto, li prendono in giro sui social gli amici della trasmissione di Berlinguer, e soprattutto la Berlinguer, nel senso che non la guarda più nessuno.
E io dico, e meno male che se ne sono accorti, ragazzi, perché quel siparietto che fa ogni sera in apertura con lo scrittore alpino, simpaticissimo, quanto ti pare, eccetera, però basta, e per favore, eppure, lo so, è solo il fatto di chiamarsi Berlinguer, molti di voi la guardano sempre che la vediate, perché c'ha tutti questi fari attaccati addosso che sembra un fantasma, solo per il cognome bisogna guardare la Berlinguer. Sottile li stacca negli ascolti, che è il colmo. Il programma della Berlinguer fermo al 2,8 di share, è stato abbondantemente superato da Far West, arrivato fino al 6%. Se volete, le polemiche ci sono oggi sul quotidiano Il Tempo. Giro la pagina e Fratelli d'Italia va avanti su case e sgomberi. Ricordiamo che l'iniziativa è partita dalla Lega e poi sì, diciamo che abbiamo fatto una cosa insieme, minimo, però qualcuno di voi giustamente mi ha fatto notare la Lega non c'è più, ha fatto solo Fratelli d'Italia questa bella iniziativa. Ricordiamo che la conferenza stampa non c'era Bignami, ma c'era Salvini di fianco alla Meloni. Fratelli d'Italia va avanti su case e sgomberi, Bignami norme di buonsenso, Filini diamo slancio agli affitti. Comunque roba buona e importante, soprattutto il fatto che Salvini abbia deciso di mettere a disposizione centinaia, migliaia di case, le rimettiamo a nuovo e le diamo a chi ha bisogno. A proposito di Salvini, se ne parla a pagina 4 del Tempo. Salvini sulle chat finite sul Corriere. È guardonismo, non giornalismo. Chiaramente noi non abbiamo ripreso questa cosa perché, ragazzi, io delle cacchiate non vi informo. Se vi interessano, girate sulle radio delle cacchiate, la nostra evita. Il ministro apprezzo la coraggiosa campagna del Tempo e aggiunge nulla da nascondere, normali contatti operativi, a essere singolare e motivata è la richiesta della procura. Luigi Frasca. La fuga di notizie sull'inchiesta attorno a Monte dei Paschi di Siena promette di far discutere a lungo. Ieri l'altro il Corriere della Sera ha lanciato in prima pagina il contenuto della riservatissima richiesta che la Procura di Milano ha inviato al Parlamento riguardo l'utilizzo dei messaggi intercorsi tra l'ex direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze Marcello Sala e 9 parlamentari. Tra loro diversi alti papaberi del governo, con scritto 2 volte io te lo leggo, dal Ministro dell'Economia Giorgetti fino al Vice Premier Matteo Salvini. Ieri erano tutti fotografati in prima pagina sul Fatto Quotidiano, tanto per citarne 2. La comunicazione della procura in teoria sarebbe dovuta essere a prova di fuga. Molte cautele sono state prese, a cominciare dalla doppia busta sigillata che conteneva l'incartamento. Bisogna mettere la cera lacca come si faceva un tempo, perché non torniamo a usare la cera lacca? Ma evidentemente se il Corriere della Sera ha potuto darne conto con tanta dovizia di particolari, tutte queste attenzioni non sono state sufficienti. Il Tempo ha dato ampiamente spazio alla vicenda nell'edizione di martedì, raccontando per filo e per segno cosa sarebbe accaduto, e oggi Matteo Salvini ha parlato di quanto emerso anche grazie al Tempo, spiegandoci la sua posizione in merito. Le mie chat con Marcello Sala si inseriscono tutte nella quotidiana operatività, non c'è davvero nulla da nascondere, ci ha raccontato il vice premier. La richiesta di consegnarle mi pare inedita, singolare, immotivata. Salvini ha poi voluto ribadire come la propria posizione sulla vicenda legata a Monte dei Paschi di Siena non sia cambiata col tempo, tutt'altro. Come ha detto fin dall'inizio, l'indagine su MPS mi pare fondata sul nulla. Lo avevo già dichiarato nel dicembre 2025 e lo ribadisco oggi. In assenza di accuse, l'insistenza nel voler leggere i messaggi mi fa pensare più al guardonismo che al giornalismo. Apprezzo la coraggiosa campagna del Tempo, ha quindi concluso il leader della Lega. Insomma, nulla da nascondere per Salvini. Semmai emergere sarebbe la singolarità della richiesta della procura milanese in merito alle chat, anche perché tale richiesta, inviata a Camera e Senato, è sotto molti aspetti quasi inedita. I magistrati avrebbero dichiarato esplicitamente di non aver ancora aperto il telefono di Sala e quindi di non sapere
sapere nemmeno se tali comunicazioni esistano davvero. Nonostante ciò, hanno chiesto comunque l'autorizzazione ad accedere agli eventuali messaggi al fine di valutarne la rilevanza processuale. Così quest'oggi il quotidiano Il Tempo sulle chat finite sul Corriere. Sono certo che avete avuto un interesse massimo. Un po' più interessante ciò che Il Tempo scrive a pagina 6: sinistra contro gli alpini e Salis finisce in trappola. L'evento degli alpini a Genova nelle prossime ore, le femministe e i collettivi contro il raduno degli alpini, la sindaca che non prende le distanze e il centrodestra attacca. Inaccettabile che se ne parli come un problema. Ma attenzione, Il Tempo non parla di ciò che parlano altri quotidiani, e tra poco ci arriviamo. Perché? Perché la Salis ha già deciso di farli smobilitare gli alpini. Sì, hanno piantato una tendina in un giardinetto, i vicini subito hanno protestato, e quindi la Salis è intervenuta. Via via gli alpini, via la tenda degli alpini. Ne parliamo certamente in questa rassegna stampa. Restate lì.
Eccolo qua, il pianista che ti rincorre per casa perché non ti sei svegliato abbastanza. Oggi siamo così, ragazzi, che siamo ormai a giovedì, bisogna essere attivi. Non sta neanche grandinando a casa vostra in questo momento, siate felici. Abbiamo ascoltato Mirko Signorile, spesso e volentieri c'è un pianista alle 8 del mattino. Questa è A Flower for Cheek, nato a Bari, pianista, compositore, improvvisatore, diplomato in pianoforte classico e musica jazz, fonde questi generi evocando atmosfere cinematografiche, qui omaggiando il leggendario pianista, quello Chick Corea, scomparso nel 2021. E naturalmente Mirko Signorile è facile da trovare, l'ho trovato io, su YouTube. Basta scrivere Mirko con la K Signorile. 8:05, buongiorno ragazzi, buongiorno signore e signori, bambine e bambini, buongiorno a chi va a scuola, in università, ci segue con le cuffiette dalla metropolitana, buongiorno, grazie per dirmelo che ci siete, grazie di tutti i messaggi al 340 6709 659. Guarda qua Simone, facci vedere la grandine che è caduta ieri a Cislago in provincia di Varese, ma anche a Cermenati, un po' più lì verso Como. Sembrava veramente di essere in pieno inverno. Un po' di atmosfera, diciamo che qualcuno si è messo a spalare e non pensava certamente di farlo in questi giorni. Contanti, c'è qualcuno che vuole tornare ai contanti, avete ragione, no? Io sono un poltrone, anzi una poltrona, sì, sono una poltrona, non c'ho voglia di avere contanti in tasca, sono fatto così. Sammy, ci leggi anche un po' di giornaloni fascistoidi? Cazzo, hai ragione, oh, ma dico, ma come sono conciato? Ma veramente, vado a leggervi soltanto i giornali comunisti, prometto, anzi ci vado subito, cioè ci vado subito. Cosa volete? Volete Secolo d'Italia? Eccolo qua. Esempio e rinascita. Non te l'ho letto perché aveva veramente un titolo troppo paludato, ma veramente però è bello perché è giusto ricordarlo, lo faremo anche noi. E questa mattina alle 11 abbiamo un parlamentare della Lega, Panizzut, che ricorderà il terremoto del Friuli, e oggi il Secolo d'Italia lo ricorda appunto in prima pagina. Esempio e rinascita, a 50 anni dal terremoto del Friuli, la grande lezione di chi seppe ricostruire dalle macerie. Brava Stefania Campitelli. È chiaro che è un titolo che non attizza, cioè vedere in fotografia il presidente Mattarella che dà la mano alla Meloni non è che uno gli viene una voglia, lo compro subito il Secolo d'Italia, no, avrei messo magari una foto dei terremotati che sono tirati sulle maniche in Friuli Venezia Giulia e non sono stati lì, vogliamo i soldi, che facciamo? Come in altre zone d'Italia. Chiaramente un abbraccio anche alle altre zone terremotate. Diciamo che c'è un altro modus vivendi e non vi dico che sia migliore il nostro, non è detto, forse siamo noi che ci facciamo la figura in questi casi, ma va a quel paese. WhatsApp, certo, mi ci ritorno. Ciao Sammy. Tu che sai tutto della radio, mi sai dire come mai è un periodo che non vengono inseriti tutti i podcast delle trasmissioni importanti? Cara Dani da Como, oddio, dipende cosa intendi per trasmissioni importanti effettivamente. Ti posso dire che ne so, la trasmissione di Antonino Danna che va in onda la sera dalle 18 alle 20, che è una trasmissione basilare, viene inserita con 24 ore di ritardo molto spesso, perché il nostro Vincent la sera alle 20, quando si conclude la trasmissione, non è più qua e quindi la inserisce magari nella tarda mattinata successiva. La mia rassegna stampa, che finisce alle 9:30 del mattino, viene inserita in tempo reale. Normalmente lo faccio io, a meno che non mi dimentico, ma di solito non capita perché vengo subito rampognato da qualche collega. La stessa cosa per il Potere al Popolo, io vado in onda dalle 11 a mezzogiorno, ma poi il Vincent entro le 15 la inserisce e alcune trasmissioni invece del pomeriggio, devo dirlo, non hanno podcast, ma non ce l'hanno per il semplice fatto
che sono in onda su Facebook e su YouTube. Quindi, tranne che per la parte musicale, e qua mi scuso se magari qualcuno di voi sta guardando, ascoltando su Facebook, su YouTube la trasmissione, quando arriva lo stacco musicale questo non viene trasmesso e quindi si sente tutto silenzioso. Perché facciamo questo? Perché troppo spesso Facebook e YouTube, quando c'è la musica in onda, ti blocca e dopo qualche blocco ti sbatte fuori dal canale, ok? Quindi ci scusiamo e vi chiediamo pazienza se ci guardate su Facebook, su YouTube, quando va la musica, molto spesso la musica non c'è, perché se la trasmettiamo verrebbe comunque silenziata dal canale e dopo un po' però ci sbattono fuori dicendo siete cattivi, capito? Quindi se non trovate nel podcast sul sito di Radio Libertà la vostra trasmissione preferita, tranquilli, cercate Radio Libertà su Facebook e su YouTube e la trovate. Auto da Fè è la stessa cosa, se non la trovi sul solito sito della radio, Facebook e YouTube. Molto spesso sono repliche quelle che vanno in onda, per cui se sono repliche e queste magari non le trovi sul podcast e non le trovi neanche su Facebook e su YouTube, perché sono repliche già andate in onda. Lo so, è un discorso un po' complicato per chi giustamente non è di questo mestiere, ma la situazione Lenci, se c'è la diretta, se la trasmissione è in diretta, viene fatto lo streaming anche sui social. Tu dici che ha capito? E non lo so, sto pensando se ho capito io e se ha capito anche lei. Non è mica facile sta cosa. È uno che fa radio sono quei mestieri strani. Buongiorno, l'unica vera notizia è che la commissione Covid ogni volta dimostra che il vaccino, per non dire il Covid, sono stati un delitto contro l'umanità fatta di deficienti. Mentre noi obiettori di coscienza eravamo degni di campi di concentramento e ancora vi vaccinate, meritiamo l'estinzione, dice Marco. La galera per tutti, Mattarella in primis, scrive sempre lui, naturalmente non intendeva la galera, ma intendeva chiaramente che vuole un altro presidente, vero Marco? Ma arriva, non ti preoccupare che arriva. Il problema è capire c'è qualcuno che si offre, perché quando poi c'è il toto nomine, non c'è più nessuno. Come hanno fatto per Stasi, stanno montando un processo mediatico per Sempio. Io in auto scimmiotto Sammy Varin, sarai fottuto. Caro Roberto, ti posso capire. Non sei l'unico. Conosco molta gente, anche colleghi di altre radio, che scimmiottano Sammy Varin e mentre dicono la frase ci pensano e dicono ma che cazzo sto dicendo? Perché c'ho quelle, ma non sono battute, sono quei modi di dire, ribadisco, discoriba, che poi sono cose scimmiottate comunque da ulteriori cose, cioè abbiamo vissuto la radio, la televisione, non c'è più niente da inventare, capisci? Quindi ci stiamo scimmiottando, ci facciamo la lingua anche, eccetera. Scimmiottatemi pure, se andate nei guai, prendete le distanze da voi stessi. Quando ritorniamo a comprare gas, petrolio, fertilizzanti, eccetera, dalla Russia, invece di andare a mendicare da paesi poco democratici, i russi oltretutto erano turisti che amavano le cose belle e spendevano un sacco di soldi. Brava Antonia. Sacre e sane parole. Ritorniamo sul quotidiano Il Tempo. Vi dicevo, anche Il Tempo parla di questa triste ricorrenza. Dalla ferita del 6 maggio 1976 nacque il modello Friuli. Dopo il terremoto i friulani si rimboccarono le maniche ricostruendo la regione e il suo tessuto produttivo. Anna Maria Cisint ne parla, lei che il Friuli lo conosce e lo difende ogni giorno. Oggi sul quotidiano Il Tempo, ed è bello leggere la Cisinte sul Tempo, che non c'entra un cazzo con il nord, nel senso che Il Tempo è di Roma, ma in questo caso veramente ama il nostro territorio, questo quotidiano, ed è importante, bisogna amare e difendere tutta l'Italia. Anna Maria Cisinte, questo articolo lo trovate oggi sul quotidiano Il Tempo, senza parlare, come fa spesso, del problema immigrazione, di chi vuole fare la moschea, di chi appoggia quelli che fanno le moschee.
perché di questo argomento ne parla Francesco Storace a pagina 7 del quotidiano Il Tempo. E ritorniamo alle contraddizioni futuriste. Se leggete Facebook e Instagram, ieri una polemica, ragazzi, con il generale Vannacci, il traditore Vannacci. Ma allora appoggia chi vuole le moschee Vannacci? Sì o no? Francesco Storace titola il suo articolo oggi a pagina 7 del Tempo: il gioco delle tre carte del generale Vannacci e il coraggio di Salvini. Il militare glissa sul candidato islamico appoggiato da una sua lista. Quando è accaduto alla Lega, invece, il ministro ha preso le distanze. E qui naturalmente torniamo sulle polemiche di questi giorni e anche sulla domanda che vi sto facendo in questi giorni. Siamo forse l'unica radio d'Italia che è un vero e proprio pensatoio politico su questo argomento. Inviate un messaggio al 340 6709 659. Ma voi gli immigrati li volete candidati nelle liste oppure no? O di destra o di sinistra. Abbiamo visto da sinistra come parecchi immigrati siano stati tirati dentro per le elezioni di fine maggio a Mestre Venezia, non soltanto a Venezia, anche in altre zone, ma ha fatto specie chiaramente quello che è successo alla Lega. Già, perché anche la Lega ha candidato immigrati, ma che ha fatto impressione il fatto che la candidatura sia stata messa in pagina facendo parlare in arabo un candidato e mettendola di tutto vestita con il classico chador, il velo, quella roba lì, la candidata. Io probabilmente, se erano candidati della Lega, magari gli facevo un'intervistina su cosa ne pensano dell'immigrazione in Italia. Gli avrei fatto questa intervistina, ma se li conoscete mi date i loro contatti, visto che restano candidati, anche se Salvini ha preso le distanze dicendo: ragazzi, la candidatura di uno che parla arabo che inneggia ad Allah per la Lega, anche no. La candidatura di una che si veste che non si vede neanche la faccia per la Lega, magari anche no. Ci sono altre argomentazioni che questi candidati potevano espletare, potevano trasmettere con il santino, come si dice in gergo, quindi la locandina della candidatura. Hanno forse sbagliato un pochino di comunicazione, ma tant'è. A Trecate Novara, il gioco delle tre carte del generale Vannacci, che finge di non sapere nulla delle candidature islamiche che gareggiano con i suoi nelle liste che contengono la candidatura locale di Rosa Criscuolo, provincia di Novara. Novara, non siamo in Catania, non siamo neanche in Calabria, siamo in provincia di Novara. Non è la nostra lista. Tuonano i suoi e lui ci casca. Nessuno ha scritto che c'è Futuro Nazionale, anche perché, come abbiamo fatto notare, il grande capo della destra vera, quella vera che nessuno aveva mai incrociato né nell'MSI né in AN, ha imposto di non presentare liste di partito alle amministrative. Tutte queste cose le trovate su Facebook, naturalmente, voi che seguite ancora, come sottoscritto, il traditore generale Vannacci, perché lo amiamo. È come una fidanzata che ti ha detto no, comunque ti ha tradito, e comunque noi continuiamo a volerle bene, perché secondo me è una persona che sa comunicare, una persona che sa trasmettere ancora entusiasmo per la politica. E il fatto che adesso si prenda lo stipendio, e non è poco, con i soldi nostri che lo abbiamo votato, e un pochino ci fa rabbia, capisci? Un pochettino ci fa rabbia. Fatto sta, insomma, a Trecate loro non sanno, Vannacci non ne sa nulla di queste cose. I suoi hanno una lista battezzata Futuro Trecatese e sta in coalizione proprio con chi vuole portare l'Islam in consiglio comunale. Questa, nel programma degli alleati c'è una scuola italo-araba, un luogo di culto che assomiglia vagamente al nome di moschea, addirittura un cimitero islamico.
La candidata a sindaco di Rosa, Criscuolo, ha ricevuto l'imprimatur del deputato piemontese di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo. Anche lui fregato a sua insaputa nella lista alleata? Lo scrive Francesco Storace, se ne parla solo sul Tempo, ragazzi, di questo. Non insulti i giornalisti, perché gliene ha dette anche a Storace. Il generale, se osano scrivere quello che succede, sarebbe bastata una pacata lettera al nostro giornale, anziché invadere i social con apprezzamenti persino su chi pubblica notizie e si presume essere di destra. L'avesse lui la mia storia nella destra italiana. Se insulti Storace, che cavolo vuoi che non ti risponda? Ma non c'è da offendersi, basta semplicemente prendere atto che Bannacci ha molto meno coraggio di Matteo Salvini, al quale rimprovera gli islamici candidati a Vigevano, qui siamo in provincia di Pavia. Il generale avrebbe potuto fare esattamente come il leader che lo candidò a Strasburgo. Salvini ha preso decisamente le distanze da chi ha sbagliato con quelle candidature, mentre Bannacci sembra rivendicare l'operazione che porterà il verbo di Allah nel consiglio comunale di Trecate, se mai dovessero farcela. A proposito, il Tempo ha semplicemente letto quel che ha scritto la stampa locale sulla sua benedizione, ma in quel caso senza smentita, e quindi ci è sembrato degno di nota riferire ai nostri lettori del suo imprimatur a quella coalizione un po' variegata. Qua mi fermo, ma l'articolo di Francesco Storaci oggi sul Tempo prosegue ed è tutto vostro. Che ne pensate, fratelli padani? 3406709 La domanda è quella: immigrati sì o immigrati no candidati? In questo caso per le elezioni comunali di fine maggio in molte città importanti, come ad esempio a Lecco, mica roba da niente, si farà notizia, diciamo così, ma poi lo sapete, l'anno prossimo deputati, senatori li candidiamo, ci sono anche gli immigrati, se uno ha la cittadinanza italiana può essere candidato e votato. Cosa c'è di male? È chiaro che ognuno deve essere portatore di un messaggio. Se il candidato islamico nel suo messaggio inneggia ad Allah, e uno un attimino si spaventa, dice ma Allah non è il nostro Dio. Attenzione che poi ti bacchetta quello della stampa dicendo allora il tuo Dio è meglio di Allah. Poi posso dire di sì magari, cosa c'è di male? Insomma la polemica c'è ed è bello che ci sia, ragazzi, sulla nostra radio, perché risveglio in voi magari anche un po' più di fiducia in una certa politica. Spero di sì. Scrivetemi, anche voi che magari non l'avete mai fatto, che ne pensate? Li candidiamo, gli immigrati, nelle liste? E di quali liste? Perché uno che è un immigrato regolare, che lavora onestamente, secondo voi vota PD per forza? Come un gay, uno che ha altri gusti sessuali, bisessuale, non capisce bene che cos'è, vota a sinistra perché la sinistra sicuramente lo difende, anche gli immigrati, ma certo, la sinistra li difende tutti, belli e brutti, che siano regolari, irregolari, che rubano, che violentano, in qualche modo li difende, mentre la destra dice no, ci puoi stare nel nostro paese se rispetti le leggi, se sei irregolare e in più commetti reati, ma io ti rimando al tuo paese, pratico la remigrazione, che non è niente non gli fanno mica del male, ragazzi, non sentiranno nulla, semplicemente li riportiamo nel loro paese se compiono reati gravi e sono irregolari. Che ne pensate? Sto dicendo delle cacchiate? 340 6709 659. Soprattutto chi magari non ha mai iscritto a questa radio, mi state sentendo così per caso e vi chiedete ma chi è questo qua? Ma cosa sta dicendo questo qua? Questa radio è un piccolo chimico, un pensatoio politico e non solo, perché poi ciò che si decide lo rivedete per strada. Se l'immigrato non viene rimpatriato come vogliono fare in Toscana, e i ciabattanti li trovate sotto casa vostra se non stanno nei CPR per essere rimpatriati. Capito, mi hai? È meglio che mi scriviate. 340 6709 659 e io, come contentino, vi porto su Repubblica.
Garlasco, gli audio shock di Sempio. Prendo fiato perché, ragazzi, e d'altronde devono mantenere alta l'attenzione su questo caso. No, sono incacchiato perché a me spiace per quelli di Erba, capito? Per fortuna c'è Giulio Cainar, che lo ascoltate spesso dopo le 10, che se ne occupa. Intercettato in auto mentre parla da solo. Dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende. Insomma, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Insomma, avrebbe parlato da solo, o magari con gli spiriti o con la stessa Chiara Poggi, chi lo sa. USA-Iran, intesa possibile, questo è il titolo di centropagina per il quotidiano La Repubblica e ci piace. Proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo nel nucleare. Oggi Rubio, ma dai, è in Vaticano. Oh, dopo gli attacchi al Papa, e chiaramente mai notizia fu più pompata di questa, vi dico la verità, da giornalista non è mai successa. Quindi perché è stata pompata in questo modo? Ha un'importanza fondamentale, perché Rubio potrebbe diventare veramente il sarto, quello che rimette a posto gli stracci che ormai ci compongono il nostro vestito quotidiano, e quindi per non essere straccioni abbiamo chiamato Rubio e speriamo che metta a posto soprattutto le cagate che ha detto Trump in questi mesi, ok? Leone XVI, la Chiesa denuncia il male. Ma attenzione, attenzione, battaglione, oggi su Repubblica c'è l'intervista al vescovo migrante. Vi mancava, eh? D'altronde il contraltare ci vuole. Non pensate che io sia qua a imporvi una certa visione di centrodestra sugli immigrati. No, no, no! Io vi metto sul tavolo le cose, poi il vostro cervello deve capire da che parte andare, soprattutto quando avrete in mano una matita nella gabina elettorale. Intervista al vescovo migrante che dice: Cristo sta con gli stranieri. Potremmo concludere qui la nostra rassegna stampa. La Russia, naturalmente, la Biennale, il padiglione russo apre tra tensioni e proteste. Mamma mia, quanti inviati la Repubblica, e con la protesta delle Femen, con le tette fuori, sempre sì, e delle Pussy Riot, dai, che carino, che si è risvegliato Simone, quando dico tette fuori, lui alza il sopracciglio, perché tu non lo puoi dire il pomeriggio tette fuori, quando vai a far passeggiare il cane, se gli dici tette fuori, il cane dice: che cazzo dici? Poi ti prendono per Sempio, ma questo parla da solo, ma per favore. Davanti al padiglione russo a Venezia le Pussy Riot, quanto tempo che non le incontravo, e le Femen, che tempi veramente. Beh, anche carina, le hanno rinnovate nel frattempo, non sono sempre quelle. Addio a Ted Turner, il pioniere che inventò la CNN, ragazzi. Qui ci dispiace anche di essere arrivati un po' tardi. Anch'io un pochino sono dispiaciuto di essere arrivato tardi a fare radio, anche se l'anno prossimo faccio 50 anni, ma solo perché ho cominciaero da bambino a giocare con i registratori, con i giradischi, li rubavo a mio padre, prima ancora con i walkie-talkie, ero un CB, eccetera, quindi mi ero fatto mettere l'antenna sul balcone, una Ringo sul balcone, sul terrazzo del quinto piano, poi siccome non prendeva tantissimo abbiamo messo la Grand Plane sul tetto, ragazzi, con un lineare, adesso si può dire che c'è un lineare, non mi viene a cercare l'Escopost di 80-100 watt, l'SSB, eccetera, e facevo dei bei DX, ragazzi, e non c'avevo forse più di 10 anni. Da lì poi ho cominciato a fare la radio ed effettivamente se fossi nato prima, avrei cominciato a fare radio molto prima da grandicello, mentre io la facevo che avevo 11 anni, capisci che era un gioco, avevo un piccolo trasmettitore da 500 milliwatt messo sul terrazzo, e sai le microspie, ecco, avevo comprato quella alla GBC, non ero capace di montarlo, quindi l'avevo preso già montato, ci avevo attaccato un auricolare
al microfono, con un filo lungo, il trasmettitore era sul terrazzo del quinto piano, con un filo lungo arrivava l'auricolare all'uscita dell'impianto stereo, a cui era attaccato naturalmente il mixer, un mixer autocostruito con semplicemente uno slider per il giradischi, uno per il registratore, uno per il microfono, ragazzi, di legno, tutta una cosa stranissima, e chiaramente facevo la radio e mi ascoltavano i vicini di casa, i colleghi, gli amici della scuola, facevamo le dediche e le richieste, tanto che poi hanno cominciato ad arrivare questi amici a fare anche loro le trasmissioni, capito? È stata una cosa, solo che eravamo piccolini, se fossi stato un po' più grande magari a quest'ora sarei a radio DJ, no, a ballare il sirtaki a radio DJ, grazie, facciamo a meno. Bene, tutto questo per dire cosa, scusa? Non lo so, sinceramente mi sono perso. È la visione di Repubblica, le Pussy Riot con le tette fuori che ci hanno messo un attimo così in imbarazzo. Rubio, a pagina 8 di Repubblica, all'esame di diplomazia in Italia per ricucire con il Papa e riallineare il governo Meloni. Ragazzi, tante speranze in Rubio, lo amiamo. E poi in taglio basso, come vi dicevo, su Repubblica, i ministri in gara per un incontro. Vedrà Tajani, Salvini resta escluso. Tommaso Ciriaco la mette giù male. Ieri a Palazzo Chigi, vertice con il super generale USA di Africom in preparazione alla visita di oggi del libico Deba, l'ultimo tentativo respinto con perdite è di Matteo Salvini. Mi manca il fiato quasi a leggervi questa notizia. Il vice premier leghista prova fino all'ultimo a essere ricevuto da Marco Rubio, chiede udienza, anche breve per carità, muove i canali diplomatici di cui dispone perché è consapevole del peso del segretario di Stato in visita a Roma, del valore di una foto con lui, siamo su Repubblica, alla fine però il Dipartimento di Stato oppone un cortese rifiuto, ricordando quanto stretta e rigida sia l'agenda. Insomma, il big dell'amministrazione americana vedrà solo Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Per gli altri c'è anche quello che c'è Crosetto, eccetera. Un deludente arrivederci a un'altra occasione. Ragazzi, fuori i Kleenex, piangiamo insieme. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Mi fa piacere di suscitare queste belle emozioni in tutti voi, ma lui è Marzo, così si fa chiamare in arte. Questa canzone è ogni piccola parte, emozionarsi ed emozionare attraverso la musica. Questa è la filosofia musicale di Antonio Adinolfi, classe 2003. Ma anche la nostra filosofia quotidiana, la nostra poetica è quella di emozionarvi, farvi arrabbiare, farvi ridere, attirarvi però verso le notizie del giorno con un altro approccio, molto più soft, molto più leggero. Non siamo così intelligenti come altri colleghi e pensiamo di rivolgerci a un pubblico molto variegato, anche giovani, giovanissimi, sento che mi ascoltano, e anche quelli più acculturati vogliono a volte sentire qualcosa di un po' più leggero, e a me fa piacere perché, ripeto, cerchiamo di capire insieme dove sta la verità. E qua mi fate sentire in colpa perché giustamente questo mi scrive: Sammy, tu che ami tanto il bancomat, prima o poi non ti faranno prendere più nemmeno il caffè se la signora Lagarde deciderà di staccare le connessioni. No all'euro digitale, porca miseria. No, c'hai ragione, d'altronde
non tutto è perfetto nel Sammy Varin, in molti di voi c'è un po' di Sammy Varin, lo so, però non tutto, non ci sta mica tutto quanto. È chiaro che sta cosa di avere i contanti in tasca a volte dà fastidio, ciò non significa che magari ne abbia sotto il materasso, e non ve lo dico, se no mi mandate i ROM, perché per forza i ROM a casa. Sparito audio sul web, il pianista non si è sentito il tuo audio. Sì, Simone, vedi, lo ricordiamo questa cosa, e dobbiamo fare questo giochino. Io lo preferivo prima, sinceramente. Se non me lo fai sono più contento, perché è molto fastidioso per chi ci segue via Facebook e su YouTube non sentire la musica nelle pause. Il problema è che se la facciamo sentire i social ci bloccano dopo un po', capito? E questo è un problemino. Per poterlo sentire, l'ideale secondo me è scaricarvi l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare o andare sul sito di Radio Libertà. I contanti sono libertà, vedi, ma mi vado a cacciare nei casini poi, vabbè, io mi sono confessato, siete i miei confessori. Ciao Sammy, tu che sai tutto della radio, me l'ha già scritto, mi riferivo a Autodafè, però non ci ha aggiunto altro, ma mi è riapparso. Poi c'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo, vai. Ciao Sammy, Oui. ascolta, forse, sicuramente non sei l'interlocutore giusto perché andava indirizzata ad Antonino Danna, sì, ma santo cielo, fatti magari portatore, non lo so, vorrei sapere che cosa ne pensi, ma è mai possibile che c'è sempre questo Michele Caruso che si appropria della nostra Radio è Libertà vero, per pontificare, dire le sue cazzate? è vero. Va bene che poi non si capisce dove vuole andare a parare, non si capisce niente, fa su un minestrone, fa una specie di telegiornale indirizzato a come la pensa lui, c'ha il suo momento, viene acclamato, vai Michele Caruso, il punto di me, ma che cazzo è questo Michele Caruso che rompe soltanto le palle? Una volta veniva bannato, adesso addirittura Antonino Danna gli dà uno spazio di 5, 6, 7 minuti tutti suoi. Ma stiamo scherzando? Ma dove siamo arrivati? Boh, non so se altri la pensano così, mi farebbe proprio piacere saperlo. Facciamo una pozione, no, una mozione, una pozione contro Michele Caruso. Ti dico come la penso. A me mi aveva minacciato di morte questo Michele Caruso, quando ancora ai tempi, anni or sono, facevo il pomeriggio gender, siccome lui è gay dichiarato, e allora mi odiava perché secondo lui io odiavo i gay. Semplicemente stavo raccontando con 10 anni di anticipo cosa sarebbe successo un po' più avanti nel tempo, e quindi era stato bannato per il semplice fatto che aveva minacciato di morte il sottoscritto Sammy Varin, che non è una cosa simpatica, anche altri lo hanno fatto, non c'è problema, uno che fa questo lavoro, infatti non l'ho denunciato né niente, semplicemente i registi in quei tempi lo avevano allontanato dalla radio dicendo: se ogni volta che va in giro, ma dobbiamo averlo ancora, l'audio, ve lo cerco, sicuramente in regia c'è l'audio in cui lui mi minaccia di morte, mi augura di morire di cancro, poi mi è venuto davvero il cancro, quindi c'è anche azzeccato, però capito, non erano cose belle. L'Antonino Danna probabilmente queste cose non le sa perché è arrivato molto più recentemente in questa radio, e quindi l'ho accolto francescanamente perché chiaramente è un personaggio problematico. Ma chi di noi non accoglie persone estranee? Sono l'ultimo a poter dire che non accolgo persone estranee nella mia trasmissione. Il bello, è bellissimo essere strani, capito? Lo sai? Se ascolti la mia trasmissione, soprattutto dalle 11 a mezzogiorno, intervisto personaggi molto particolari, cioè quelli scontati, i soliti cantanti, i soliti artisti non vengono da me, ma se vengono da me sono particolari, ok? Quindi tanto di cappello per l'Antonino Danna che intervista codesto personaggio. Io ad esempio il lunedì c'ho i bacchettoni, quelli di informazionecattolica.it, e magari qualcuno avrebbe anche qualcosa da dire. Di mangiapreti ascoltatori ne ho molti. Altro messaggio audio, sentiamo. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anche stamattina valsa la pena di alzarsi vivo perché ho sentito che si cercano candidati per Presidente della Repubblica. Ebbene sì, io mi candido, sarei un buon Presidente della Repubblica. Sì! Vi amerei tutti dal primo all'ultimo. Lo amiamo! E basta.
Zitto. Buona giornata a tutti. Giovanni Zitto, Loberto. guarda che segniamo giù, carissimo, segniamo giù che abbiamo bisogno di candidati. Ancora sui giornaloni comunque no, non hanno ancora cominciato a parlarne, ve ne parlo io perché sono troppo avanti. Buongiorno, candidando gli islamici vi siete messi nello stesso piano del PD. Carapina, Carapina, aia, mi hai messo il dito nella piaga, me l'hai proprio messo, dito nella piaga, che anche una cantante mi pare pure carina. Comunque è sempre lo stesso gioco, si fanno 2 passi avanti e 1 indietro e così si prosegue con la rivoluzione. Vedi alla voce interpretazione della Costituzione, la famiglia uomo-donna, poi uomo e quasi donna, poi uomo e uomo quasi donna, poi uomo e uomo e la famiglia diviene famiglie. Brave rane bollite, eccolo lì, inizia con le offese. Ciao Sammy, assolutamente no candidati musulmani o immigrati, ma gli indiani ad esempio, un Hare Krishna. Io, guarda che ce li ho gli ascoltatori Hare Krishna, Haribo, li saluto assolutamente. Io, frequentatore del ristorante Govinda, dietro Piazza Uomo a Milano, ragazzi, ci ho portato tutte le fidanzate. Era la prova d'amore, gli capivo se mi amava davvero o se veniva con me solo perché parlavo alla radio. Se la porti al Govinda e non ho più notizie se l'hanno riaperto oppure no, ristorante degli Hare Krishna a Milano, ti portano, no, non mica schifezze, robe buonissime. Quello su cui c'era qualche dubbio era il beveraggio. Chiaramente non c'è vino al Govinda, non c'è neanche il coltello, si mangia solo con la forchetta, il coltello è simbolo di violenza, ma il beveraggio ti danno uno strano succo che assomiglia un po' all'anestesia del dentista, una cosa che veramente poi giorno per giorno cambia il beveraggio, eccetera. E su quello devo dire anche la mia ultima innamorata, una certa Marta, che poi è diventata mia moglie, aveva qualche dubbio, però alla fine l'ho assunta lo stesso. Dai, sto scherzando, un po' di discorsi patriarcali, fammeli fare, dai, allora. Quindi no candidati musulmani o immigrati, stiamo all'occhio, dice la segretaria di sezione Elena. Ricordiamo Oriana cosa diceva. E guarda che io, te l'ho detto, sto facendo di questa radio un pensatoio politico su questo fronte. Ripeto, io sono del parere che se uno è immigrato e regolare nel nostro paese, ma perché deve votare per forza PD? Se vede che noi difendiamo gli immigrati regolari, e anche perché insomma sono persone che a volte veramente si spaccano la schiena, e non vedo perché non possano votare Lega. E se ci fosse un candidato immigrato che dice no, cacchio, io voglio rispettare la Costituzione, certo credo nell'Islam, ma non penso, bella frase, che la Sharia sia più importante della Costituzione. C'è un cacchio di immigrato nel nostro paese che può dire una frase del genere? Lo candidiamo? Vi sto eccitando, lo so, però sono qui per quello, ragazzi. Cioè sono questi microfoni proprio per risvegliarvi e per smuovere il dibattito, qualunque sia il vostro pensiero, che siate leghisti, che siate comunisti, che siate traditori bannacciani o quelli del Patto per il Nord, certo, che sentite gli applausi? Questi sono gli applausi del PD per il Patto del Nord e per i bannacciani. Inviatemi un messaggio al 340-6709-659. E dai, vedo e prevedo a Lavarin. Non è che Rubio diventerà presidente di Cuba? Arriva UFO. Gli immigrati che si candidano al loro paese, noi ne abbiamo già abbastanza dei nostri. Vabbè, però se sono immigrati che sono italiani, insomma, ok, mi fermo, so che sono in terribile ritardo. A proposito di migranti, ecco la pillolina, o se preferite la suppostina di Repubblica, mettetevi in posizione, vado con la suppostina, prendila lì, pagina 11. Un giornalista che ti fa la supposta, ragazzi, questa è una roba, questo è un momento di radio particolare, diciamolo così. Poi sono tutti invidiosi i miei colleghi perché solo io posso fare ste cose qua, loro nella loro radio un po' più seria li sbatterebbero fuori a calci. Io da migrante a vescovo,
Cristo, non è un'imprecazione, Cristo, vado avanti, sta con gli stranieri. Lo capì in un portabagagli, quindi la vita è lunga e variegata di questo signore, è il presidente. Che presidente è? Evelio Mengivar Dayala, da poco nominato vescovo in West Virginia. Riuscì a entrare negli Stati Uniti al terzo tentativo. La prima volta fui deportato, la seconda venimmo abbandonati. Hai visto? Oh, hai visto i cattivi Stati Uniti? Il presidente dice che l'attuale pontefice non sarebbe stato eletto senza di lui. Non va preso seriamente. Signori, paginone con l'intervista di Paolo Mastrolilli da Washington a questo Evelio Mengivar Ayala, che è diventato vescovo da migrante. E io dico, perché da migrante non potremmo far diventare magari qualcuno, non dico adesso nelle prossime elezioni che sono locali, però un deputato, un senatore, la Lega ne ha portati di immigrati, cioè, che ne dite? 340 6709 659. Biennale, oh mamma mia, la Biennale, posso saltare le pagine? No, è giusto parlarne. Senti, Biennale, blitz e tensioni al padiglione russo, Kiev e i Baltici protestano, performance di Pussy Riot e Femen, quelle con le tette fuori, perché si dice tette, mi ha fatto notare il regista che studia dizione e recitazione, insegna lui ogni pomeriggio, insegna queste cose ai suoi interlocutori. Pussy Riot e Femen con le tette fuori. Ripeto, le hanno sostituite perché quelle di prima erano un po' andatelle e queste, oddio, adesso vederla adesso, cosa ne pensi tu? Un giudizio dell'esperto? Blood is Russian, scritto sulle tette. Ok, sì, siamo per dire che un motivo c'è per cui vanno tutti alla Biennale, capito? Sono state le Pussy Riot, l'ambasciatore Paramonov, non so che vogliano, brutali diktat UE sull'Italia, schierata la polizia e poi naturalmente il padiglione russo raccontato com'è, come non è, brutto, ma c'è la vodka e quindi è molto frequentato. Repubblica, pagina 13, lo show di Buttafuoco, che riprende le parole del presidente: noi liberi e audaci, no a censori burocrati. Cita Mattarella, ringrazia Giulia Meloni e senza nominarla punta il dito contro Bruxelles. Il ministro in visita entro fine mese e in un clima da blindata guerra calda a distanza che un sorridente Pietrangelo Buttafuoco nel Teatro Piccolo dell'Arsenale presenta l'edizione numero 61 della Biennale. E per me qui è già finito. Giro l'argomento, signori, perché c'ho di meglio di cui parlarvi. Perdonami, se ti interessa ti compri Repubblica. Turner, sì. Questo ci ha insegnato a fare informazione e se non ci pensava lui a fare un canale tutto di informazione, chissà se sarebbe arrivato, Perché magari altri pensavano no, rompe le balle, fare un telegiornale dietro l'altro. Turner, il pioniere. La sua CNN rivoluzionò l'informazione in TV. Muore a 87 anni il fondatore della rete USA che lanciò le news H24, dalla scoperta dell'inviato Arnett all'amore da film con Jane Fonda. Paginone, oggi su Repubblica ma su tutti i quotidiani. Il telegiornale dell'emittente durava tutto il giorno e così ha distrutto la formula generalista dei TG tradizionali. Giro la pagina e c'è il Friuli, pagina 21. Mattarella visita il Friuli, il sisma fu come la guerra, qui nacque la resilienza. Interessante, non da altre parti, qui in Friuli. E chiaramente, signori, è da leggere questa pagina, che siate friulani oppure no, soprattutto se non lo siete, magari imparare qualche cosa dai friulani. Ancora su Repubblica, pagina 23, l'ex di Pamela indagato per la tomba profanata. Vi ricordate? Gliel'hanno aperta la tomba, gli hanno tagliato la testa. Svolta nel caso Genini. Le telecamere del cimitero incastrano dolci.
la madre della modella uccisa, confessi, rivoglio il corpo di mia figlia. Pamela Genini fu uccisa il 14 ottobre 2025 dal compagno Gianluca Soncin. In alto l'ex fidanzato Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere e furto. Paginone quest'oggi sul quotidiano Repubblica, anche su altri ma in maniera più ridotta. Repubblica riprende l'argomento lupo Lulì, è scrittore Lulà. Che vuol dire? Che sta dicendo? A Sammy Varin, pagina 27, uomini, cani e lupi. Cosa possiamo imparare dalla morte di Osso? Vi siete persi qualcosa? Sì, perché gli hanno mangiato Osso, il cane Osso, a Michele Serra, scrittore, giornalista, autore TV, ha diretto per anni il settimanale satirico Cuore, da 30 anni scrive per Repubblica, e ci voleva questo per smuovere un attimo d'attenzione sui lupi, perché lo sapete, gli animalisti in Italia sono cattivi e se li tocchi il lupo, ma anch'io ragazzi, il lupo per me è animale sacro, però adesso ce ne sono troppi e come gli immigrati irregolari non rispettano le regole. Guarda che parallelo terribile. Chiaramente non li ammazziamo gli immigrati irregolari, sono loro che ammazzano noi al massimo. Ma con i lupi che fare? Punto di domanda. Se lo chiede il giornalista di Repubblica, lo stesso Michele Serra, a pagina 27, parlando della morte del suo cane sbranato da un lupo e dicendo che forse alla fine va così. Infatti vi leggo le ultime 3 righe perché ve lo dovete leggere, ok? I lupi sono una specie in espansione, scrive Michele Serra, gli umani dei monti, delle montagne, una specie in estinzione. Bisogna trovare la maniera di farle convivere. Qui Parlamento. Siamo all'interrogazione 3-2659 presentata dai deputati Giaccone e altri, che ha oggetto iniziativa a favore delle aziende specializzate nei semi lavorati dell'acciaio in relazione agli effetti distorsivi della concorrenza globale. Il deputato Giaccone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. L'interrogazione della Prego. Lega illustra Giaccone. Signor Ministro, la scorsa settimana ESN, contratto di rete che raggruppa realtà europee operanti nel settore elettromeccanico, ha proclamato un fermo impianti contemporaneo di 1 ora in più di 20 stabilimenti in Europa. In Italia hanno aderito realtà come la Lagor di Cerro Tanaro, in provincia di Asti, produttrice di nuclei magnetici per trasformatori, e la Trancerie Emiliani SPA. Un'iniziativa di sensibilizzazione costruttiva per lanciare l'allarme sulla concorrenza di paesi extra UE, nello specifico della Cina, che sta inondando il mercato di prodotti semilavorati, di fatto eludendo le misure antidumping UE che si applicano al solo coil. È una minaccia per l'occupazione, una minaccia per tutta una filiera, quella che lavora per l'infrastruttura elettrica, che è strategica per la sicurezza energetica europea. Come Lega chiediamo quindi al governo di attivarsi nelle sedi europee per tutelare la nostra competitività e i lavoratori. La ringrazio. Ministro Urso, a lei la parola per la risposta, prego. L'accorato appello delle imprese della filiera è stato da noi accolto e condiviso. Abbiamo convocato un'apposita riunione che si svolgerà domani mattina al Ministero con le associazioni rappresentative della filiera dei semilavorati dell'acciaio che hanno promosso l'iniziativa a Bruxelles. Incontro a cui parteciperanno anche gli altri dicasteri e membri del Parlamento europeo che si sono fatti promotori di iniziative per salvaguardare la siderurgia italiana ed europea rispetto alla concorrenza sleale. Peraltro, ne parlerò anche tra poco con il commissario europeo Séjourné, con cui abbiamo condiviso le misure di salvaguardia sull'acciaio che hanno dimezzato le quote e raddoppiato i dazi nei confronti delle importazioni dalla Cina. Siamo consci in particolare delle problematiche specifiche della filiera degli acciai elettrici e della necessità di proteggere anche i settori a valle della siderurgia, la cui competitività è messa a rischio dalla forte pressione dei mercati internazionali sulle nostre aziende europee e italiane. La mancata estensione alla filiera porterebbe infatti alla invasione di prodotti semilavorati e finiti che costano dal 40 al 60% in meno dei nostri, anche perché realizzati in ben altre condizioni ambientali e produttive.
In queste settimane a Bruxelles è stato raggiunto un accordo politico in attesa di approvazione formale sulla proposta di un nuovo regolamento dell'Unione Europea di tutela dell'industria siderurgica dagli effetti negativi della sovraccapacità produttiva di acciaio. Il nuovo regolamento ha l'obiettivo di introdurre uno strumento strutturale in grado di proteggere il mercato siderurgico europeo dagli effetti della sovraccapacità globale e andrebbe a sostituire le attuali misure in scadenza il 30 giugno. Siamo impegnati inoltre con gli altri dicasteri per garantire un'estensione efficace e ampia del CBAM alle industrie a valle e affinché si proceda in via di urgenza nella revisione del meccanismo infernale degli ETS che grava sulle imprese europee e in particolare ancor più sul sistema Italia per il mix energetico sbilanciato che abbiamo, non potendo produrre energia nucleare. Facoltà di replicare il deputato Giaccone, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta. La Lega da sempre sostiene che il Green Deal, così come è stato pensato, avrebbe rischiato di far perdere competitività alle nostre imprese rispetto a quelle di paesi che non hanno le nostre stesse regole in materia di protezione ambientali, di emissioni, di tutela del lavoro. Per quanto riguarda le misure antidumping dell'Unione Europea, è fondamentale che vengano rinnovate e ampliate per arrivare a coprire sì anche l'importazione di nuclei, ma riteniamo che sia importante, sarebbe importante estenderle lungo l'intera catena del valore, perché abbiamo visto che quando le misure sono applicate al solo coil vengono bypassate. E dovranno essere implementate e potenziate misure anti-elusive ad hoc per avere un sistema di controllo efficace in grado di intercettare violazioni. Occorre poi, l'ha citato anche lei, lavorare sul CBAM, cioè il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Una misura questa pensata per imporre un prezzo sul carbonio per merci ad alta intensità di emissioni importate da paesi extra UE. Questo sistema va migliorato perché ora come ora rischia di provocare problemi e di essere incompleto. Di provocare problemi perché ad oggi è complicato stimare il valore, lo si fa sulla base di pubblicazioni trimestrali dei prezzi dei certificati CBAM sull'importato 2026, anche se l'acquisto inizierà dal 2027, una situazione quindi quasi di retroattività che genera incertezza. Inoltre sappiamo che il sistema delle funzioni, delle certificazioni per quello che riguarda le emissioni dei produttori UE funziona ed è efficiente, ma nutriamo qualche dubbio che la stessa precisione, la stessa trasparenza sia applicata dai produttori extra UE, quindi anche qui una necessità di controlli. In ultimo, anche il sistema CBAM, per essere completo ed efficace, deve essere esteso lungo l'intera catena del valore. Solo così riusciremo a salvaguardare lavoro, competitività e questo settore strategico per l'Europa. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Canterò la mia salvezza, canterò che solo nel Signore è la nostra gioia, la nostra libertà. Con fiducia ho sperato nel Signore ed egli su di me s'è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte, canterò un canto nuovo, canterò la mia salvezza, canterò che solo nel Signore è la nostra gioia, la nostra libertà. Egli ha reso sicuri i miei passi, i miei piedi ha posto
sulla roccia, mi ha salvato dal buio della notte, dal fango della palude. Canterò un canto nuovo, canterò la mia salvezza, canterò che solo nel Signore è la nostra gioia, la nostra libertà. Ha guardato la mia povertà, egli è stato la mia liberazione. Beato l'uomo che in lui confiderà. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Canterò un canto nuovo, canterò la mia salvezza, canterò che solo nel Signore è la nostra gioia, la nostra libertà. Canterò un canto nuovo, canterò un canto nuovo, canterò. Ma smettila, c'è il regista Simone che dice c'è la Soldani che è svenuta. Non è vero, anzi scommetto che lei ha apprezzato, perché noi ogni giovedì alle 9 di mattina mandiamo un pezzo di Christian Music. È vero Chiara? Buongiorno. Buongiorno Sammy, io ho assolutamente apprezzato, orario insolito per noi, spero che tu e Simone abbiate preso un bel caffè, almeno uno prima di questa nostra diretta insieme mattutina. Certo, perché adesso arriva la cicuta per i ben pensanti e quindi non si sa l'effetto che fa. Poi intanto abbiamo sentito, devo disannunciarlo, Fra Domenico Russo con Canterò un canto nuovo. Fra Domenico Russo ha messo in musica il celebre salmo in cui l'orante si rivolgeva a Dio dicendo: mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, ignoranti ascoltatori. Fra Domenico Russo lo trovate facilmente su YouTube. Canterò un canto nuovo e adesso ve lo canta Chiara Soldani il suo canto, perché vi ricorderà la vergogna targata ATM, il caso Fratus, e se siete leghisti ve lo ricordate che grida vendetta, e a Legnano il 24 e 25 maggio si vota e intervistiamo un candidato la prossima settimana. Saranno elezioni Muslim friendly? Questa è la domanda che ci facciamo e Chiara la sto facendo proprio ai nostri ascoltatori in questi giorni. Candidare immigrati oppure no? Punto di domanda. E stiamo suscitando tante meditazioni, perché da una parte la mia frase è stata: ma scusami, sei un immigrato regolare, lavori onestamente nel nostro paese, mica sei obbligato a votare PD, non ho capito. O se sei gay o altri gusti sessuali non è che per forza devi votare la sinistra. Non ci vedo proprio niente di male. Forse appunto candidare immigrati che inneggiano ad Allah o immigrate che si vestono con lo chador, sembra un pochino esagerato, quindi magari quel caso è stato un problema di comunicazione sbagliata, ma qua mi zittisco perché arriva la cicuta, la Chiara Soldani con la sua cicuta, appunto. Decidete voi se berla oppure no. Vai Chiara! E speriamo di sì, Sammy, perché giustamente oggi facciamo un po' un riepilogo generale, non soltanto sul fronte cronaca, ma ovviamente tu sai bene, io sono qui, diciamo, legnanese al momento e quindi ti posso dire che siamo in pienissima campagna elettorale, come puoi ben immaginare, e quindi sono tanto felice perché avrai un ospite che conosco personalmente da anni, che stimo tantissimo e che sono certa, insomma, alle elezioni riscuoterà il meritato successo, perché giustamente
dobbiamo parlare delle amministrative, dobbiamo parlare delle cose pragmatiche, concrete che in maniera anche imminente, visto che il calendario ce lo ricorda, chiaramente coinvolgeranno tutti quanti noi. È molto importante conoscere i candidati e soprattutto è molto importante ovviamente difendere nelle urne quelli che sono tutti i nostri diritti e soprattutto i nostri valori. Il caso di Vigevano per quanto riguarda le elezioni ovviamente lo tratteremo perché Matteo Salvini ha fatto chiarezza, ci sono state tantissime polemiche nel momento in cui sono usciti i nomi e anche le immagini, insomma i cosiddetti santini raffiguranti i candidati al Consiglio Comunale di Vigevano e anche a Venezia, ma il caso Venezia chiaramente è molto diverso e non riguarda direttamente la Lega per quanto riguarda chiaramente questi candidati Muslim friendly, diciamo così, ma torniamo proprio alla cronaca attuale, o meglio, insomma, tanto attuale non è, perché ritorniamo al 21 marzo scorso. E cosa è successo? L'episodio del quale chiaramente abbiamo parlato, ma che dobbiamo continuare a sollevare, è quello appunto del licenziamento assolutamente folle di un'Italia che a noi non piace, un'Italia completamente sovvertita, del vigilante di ATM Ilario Esposito. Insomma, giustamente Sammy, tu sei papà, quindi sai benissimo che cosa significa anche avere il pensiero di figli molto giovani che giustamente si spostano nella città, si spostano per motivi universitari, per lo studio, appunto per il lavoro, anche semplicemente insomma per vivere quella che è la realtà milanese, che chiaramente insomma attrae comunque i giovani. Cosa succede? Succede che molto spesso accadono, si verificano questi episodi di violenza, aggressioni, molestie a sfondo sessuale, e parliamo molto spesso, perché purtroppo sovente riappaiono nella cronaca, dei cosiddetti gruppi Maranza. Insomma, è successo questo alla stazione ferroviaria metropolitana di Cadorna, un gruppo di ragazzine molestate verbalmente da un gruppo di Maranza, che ovviamente erano sprovvisti di biglietto e che tra l'altro erano anche in possesso di bottiglie piene di alcol, che erano diventate sostanzialmente anche delle armi che potevano davvero essere estremamente pericolose. Insomma, cosa succede? Succede che Esposito fa nient'altro che il proprio dovere, ovviamente interviene, controlla, verifica l'assenza tra l'altro dei biglietti regolari per quanto riguarda il viaggio di questi ragazzi, e si rende conto anche della situazione emergenziale vissuta da queste ragazze. Insomma, in buona sostanza estrae semplicemente, senza puntare contro questi ragazzini, la sua arma e pistola d'ordinanza. E sostanzialmente, nonostante sia stato lui stesso vittima di minacce, e nonostante ovviamente fosse lui stesso impaurito, perché questi ragazzi, ripeto, avevano in mano delle bottiglie, e sappiamo benissimo, Sammy, che bottiglie di vetro possono diventare assolutamente delle armi fatali. Insomma, in buona sostanza lui difende queste ragazze, e il ringraziamento da parte di ATM è quello di licenziarlo. Le sue stesse parole sono state: ho avuto semplicemente paura, le loro intenzioni, quelle del gruppo Maranza, non erano modarie, e poi abbiamo saputo anche che le ragazze fossero state minacciate, brandivano bottiglie piene di alcol con fare minaccioso verso di noi, quindi verso Esposito stesso e i suoi colleghi. ATM addirittura ha motivato il licenziamento con le seguenti parole: protocolli operativi disattesi, perché diciamo non c'era e non sussisteva la necessità di legittima difesa, secondo appunto l'azienda trasporti milanesi. Insomma, è passato più di un mese dal licenziamento di Esposito, che ovviamente ha famiglia e sta vivendo una situazione veramente paradossale di grande emergenza, quindi c'è una raccolta fondi generosa, insomma, speriamo che possa effettivamente aiutarlo da parte dei colleghi e dei sindacati, ma dobbiamo assolutamente continuare a parlarne fino a quando, speriamo, non sia fatta chiarezza e soprattutto giustizia, perché Sammy, veramente inammissibile che vengano difesi i violenti e i criminali, invece chi ci difende venga come sempre preso di mira e paradossalmente insomma passi poi dalla parte sbagliata e dalla parte appunto del carnefice e non della vittima. È assurdo tutto questo, ma purtroppo è quello che è accaduto e che molto spesso accade, ripeto, nell'Italia che a noi assolutamente non piace. E poi il caso Fratus, perché proprio qualche giorno fa ne parlavamo appunto con i candidati della Lega, non se ne è parlato abbastanza, perché anni fa
c'è stato questo, tra virgolette, scandalo, casualmente subito dopo l'elezione di Giambattista Fratus a sindaco di Legnano. Succede che arriva il cosiddetto caso Piazza Pulita, questa inchiesta aperta dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha preso di mira ovviamente non soltanto Giambattista Fratus, ma anche il vice sindaco Maurizio Cozzi e l'assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. Se ne è parlato in tutta Italia, chiaramente in termini negativi. Gogna mediatica nei confronti di Fratus, che addirittura si era beccato una condanna a 2 anni e 2 mesi con accuse di turbativa d'asta, frode, insomma veramente un calderone assurdo. Cosa succede? Succede che a seguito di questo caso gravissimo di mala giustizia e soprattutto anche di mala informazione, dobbiamo assolutamente ricordarlo, cade la giunta come presumibile che accadesse. E cosa succede? Succede che nell'aprile 2020 Legnano cambia radicalmente colore politico. Coincidenze? Ovviamente non credo perché è stata presa di mira la sezione leghista di Legnano, perché chiaramente ci sono stati i soliti discorsi degli accusatori, insomma dei delatori che non si sono evidentemente documentati a sufficienza. Succede quindi che a Legnano purtroppo iniziano situazioni sicuramente poco piacevoli, purtroppo imputabili anche ad una pessima gestione della città, ma queste condanne, le condanne a Fratus, a Cozzi e a Lazzarini, vengono completamente cancellate. Questo accade il 27 settembre 2024, ma caro Sammy, chi ne parla di questa notizia, di questa totale cancellazione di condanne? Ovviamente nessuno. Perché? Perché fosse accaduto all'altra sponda politica sicuramente ci sarebbero stati titoloni importanti, e invece Giambattista Fratus ha vissuto veramente un'ecatombe, possiamo dire, una vicenda straziante dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista personale. Non dimenticherò mai le sue interviste a seguito appunto di queste condanne ingiuste, infondate, totalmente cancellate. Era un uomo distrutto, quindi è stato veramente qualcosa di davvero vergognoso, episodio che risale ovviamente al 2017, quindi cari legnanesi ricordatevi bene quanto accaduto e soprattutto insomma ricordiamoci quanto sia fondamentale, non importante, andare ad esprimere il nostro voto. E mi auguro veramente, dopo anni difficilissimi e quasi invivibili di sinistra al governo cittadino, che effettivamente possa esserci una giusta e meritata svolta. E poi Sammy, parlavamo appunto di amministrative anche altrove, perché si vota a Venezia, si vota a Vigevano. A Venezia appunto ci sono questi volantini che inneggiano ad Allah, ci sono tantissimi candidati per quanto riguarda il PD che chiaramente insomma promuovono questa linea di islamizzazione, il tutto condannato come sempre da Anna Maria Cisint, che parla appunto di un pericolo costante, ma in questo caso ancora più tangibile, perché nel momento in cui ci si insinua nelle cosiddette istituzioni è chiaro che poi avviene una vera sovversione a 360 gradi di valori e non soltanto. Insomma, chiaramente possiamo immaginare che cosa proponga il PD veneziano, addirittura la costruzione di un campo apposito per il cricket, che però dovrebbe in teoria, secondo appunto la loro visione, essere unicamente destinato ai giovani uomini, quindi non donne, chiaramente musulmani. E quindi insomma questi sono i programmi che vengono espressi da coloro che vogliono la sinistra al potere, cioè ovviamente possiamo dirlo una sorta di sostituzione non soltanto etnica ma evidentemente, come diciamo sempre, valoriale. E poi il caso di Vigevano, dove c'è stato inizialmente un po' un polverone scatenato perché non sono piaciuti da parte degli elettori, insomma dei leghisti storici, appunto questi volantini e questi santini con 2 candidati che hanno fatto parecchio discutere, ma Matteo Salvini ha subito chiarito il tutto, perché cosa è successo? Praticamente sono stati candidati al Consiglio Comunale il portavoce della comunità musulmana e una giovane studentessa musulmana di scienze politiche. Salvini ha risposto dicendo: non rappresentano la Lega,
non per un discorso discriminatorio, ma anche il solo fatto di vedere delle ragazze completamente coperte dal velo, che chiaramente insomma preservano una loro architettura valoriale che cozza totalmente rispetto a quelli che sono i nostri valori occidentali, insomma è qualcosa che chiaramente non può essere accettato dalla Lega, e ovviamente di conseguenza Sammy non può essere accettato anche da noi elettori, nel massimo rispetto, ma non sono rappresentanti che incarnano appunto i nostri valori e anche il nostro senso di libertà che dobbiamo sempre strenuamente difendere. Insomma, questo è stato un po' un mix generale, c'è sempre tanta cronaca, ma credo, insomma, dato un po' il calendario e ovviamente le date imminenti del voto, che fosse anche giusto parlare di amministrative e di elezioni. È minimo e ne parleremo in questi giorni, 24 e 25 maggio si vota in importanti città. Intanto Chiara Soldani ci ha descritto la sua settimana, quella che spesso e volentieri poi vedete ritracciata sul sito leggifuoco.it come commenti molto piccanti e peperoncinati, anche in versione cartacea. Il settimanale, il periodico si chiama Fuoco. Chiara, non posso che ringraziarti. La nostra chiacchierata del venerdì alle 11:10, che non sono mai le 11:10, l'abbiamo fatta quest'oggi, ma tanto ci risentiamo puntualmente per i prossimi commenti. Grazie Chiara Soldani. Assolutamente Sammy, grazie mille a te e un saluto a tutti quanti, grazie mille. Alla prossima, ma voi non scappate perché c'è ancora 10 minuti di rassegna stampa e lo zuccherino, come se foste dei cagnolini, guarda che insulta gli ascoltatori, ve lo do con il quotidiano La Verità. Taglio alto, come del resto anche sul Tempo, sapevano dall'inizio ma l'hanno nascosto. Il vaccino frena il Covid solo un po'. Imbarazzante confessione dell'ex direttore dell'AIFA davanti alla commissione. Quel farmaco non bloccava i contagi. Ci hanno sempre mentito per imporre gli obblighi. Se ne occupa Mario Giordano oggi sul quotidiano La Verità. Ma di spalla il calvario della famiglia Del Bosco. Cantelmi, test ridicoli, 3 Vajont separati in base a dei disegnini. Scrive Francesco Borgonovo oggi, ma anche lo scandalo della bimba finita in ospedale, la bimba Del Bosco, senza avvertire la madre. La madre non ne sapeva niente, è finita in ospedale per una crisi respiratoria. Li stanno facendo fuori, diciamolo chiaramente, psicologicamente e anche fisicamente, ma che Sammy Varin non capisci niente. Ufficiale, vietato inseguire i banditi, altro titolo in centropagina, lo mette, gli dà una certa importanza oggi il quotidiano La Verità a questa triste notizia di cronaca. Forze dell'ordine hanno le mani legate secondo La Verità e abbiamo letto in questi mesi altri esempi. Cos'è successo? Sono stati indagati per omicidio colposo 5 agenti della squadra mobile dopo la morte di un pluricondannato. Lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la colpa? Di chi è la colpa? Chiedo a voi. 340-6709-659, naturalmente con tanta pena per il povero ladro che è morto. La finanza indaga sui film sovvenzionati dal Ministero di Giuli, signori, ma c'è anche non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro-gay a mettere in croce il Papa. Report del Sinodo sui fedeli LGBT tenta di legittimare le unioni omo con testimoni che parlano di matrimonio e pure di marito, signori. Ne parla soltanto il quotidiano La Verità, che scorriamo velocemente, non ce la faccio ad aprire le linee quest'oggi e mi dispiaccio. A pagina 3 se ne parla, appunto, si getta dal camion rubato e muore, indagati gli agenti che lo inseguivano, e l'editoriale di Belpietro dice, lo dice anche la Salis, a questo punto
punto tanto vale abolire le forze dell'ordine. Si scherza naturalmente, però se non si possono neanche più inseguire i ladri. Giro la pagina, ucraini assaltano il padiglione russo, flotilla l'attacco di quello di Israele, ragazzi. Il presidente Buttafuoco presenta la Biennale usando le parole di Mattarella: liberi, audaci, eccoci. Kiev ribadisce il proprio no per lo spazio dato a Mosca. Domani sceneggiata di centri sociali e Propal, ma qua appunto ci sono le Pussy Riot con le tette fuori e vai! E quindi frequentatissimo il padiglione della Russia, ma c'era anche la vodka. Un po' meno frequentato è l'effetto Mercosur. La Verità oggi è il primo giornale che parla di sta cosa. Arrivano i polli contaminati. Io non sono qua per fare terrorismo, signori, ma non posso non dirvele queste notizie. Sì, preferisco parlarvi di questo piuttosto del caso Sempio, eccetera. Il Brasile ha spedito in Grecia, il giorno dopo l'entrata in vigore della famosa intesa Mercosur, l'intesa con quei paesi del sud del mondo, ma noi gli diamo tante altre cose, sono arrivate 3 tonnellate di carne avicola infettata dalla salmonella. Il Brasile ha spedito in Grecia carne infettata dalla salmonella. Effetto Mercosur. Ragazzi, non aggiungo una riga, ne parla Carlo Cambi e sicuramente ne parlerà anche con Cainarca nei prossimi giorni. È solo l'inizio questo, è solo l'inizio, e la Lega su questo ha detto un gigantesco no. Lo ricordate? Siamo stati gli unici. Finanza al Ministero per i contributi ai film, ragazzi. Sì, saltano fuori. Le Fiamme Gialle sono intervenute dopo una segnalazione interna per vagliare alcuni finanziamenti concessi dalle commissioni a pellicole come Tradita con l'Arcuri e il biopic su Gigi D'Alessio. Ha ricevuto oltre 1 milione di euro un film su Gigi D'Alessio. Non dico una riga in più, perché voi poi pensate che io sia razzista. Sei razzista contro i meridionali, contro Gigi D'Alessio. Governo al lavoro sul caro energia. Pure Conte si ribella ai diktat europei. Siamo sempre sulla verità, ragazzi, e si ricomincia a parlare seriamente di nucleare. Al vertice di maggioranza, priorità alla riduzione della dipendenza da fonti esterne e via libera al nucleare. Salvini che dice: aiuteremo gli italiani, piaccia o no all'Unione Europea. Giuseppi si accoda all'esecutivo contro i vincoli di bilancio. Wow, wow, wow! L'asse! Nei piani di Chigi anche le accelerazioni su una nuova legge elettorale. Nessun accordo ancora sulle nomine dei vertici di Consob e antitrust. In taglio basso l'economia cala, ma abbiamo visto adesso si è fermata la guerra, forse è la volta buona e sono caduti i prezzi di gas e petrolio, ma i tassi saliranno. L'indice PMI della produzione dell'Eurozona scende a 48,8, malgrado la contrazione in atto, la BCE è pronta ad alzare il costo del denaro. Cipollone dice scenario cambiato. Cipollone o non cipollone, ragazzi, e noi siamo piuttosto preoccupati per il nostro mutuone, caro Cipollone. Giro la pagina, un esempio morale. La Salis prima elogia la storia degli alpini, poi li mette nel mirino. Attenzione, il sindaco di Genova scrive dell'associazione: vi accogliamo con onore, ma dopo fa sgomberare le tende delle penne nere. Ne parla Matteo Carnielletto solo sul quotidiano La Verità, pagina 16, perché si erano accampati in un giardinetto con la tenda, non ci sono più posti negli alberghi, arrivano gli alpini da tutta Italia, i vicini di casa chiaramente comunisti gli hanno subito segnalato, i vigili li hanno fatti sgombrare. Non aggiungo una riga, una frase, anche perché non c'ho tempo, devo correre come il coniglietto. Remigrazione! Spostato il corteo, ne abbiamo parlato ieri, solo noi. Collettivi e centri sociali protestano per l'evento di destra nel centro di Bologna.
non si fa un corteo sulla remigrazione, non si può fare a Bologna. La prefettura ha deciso di cambiare location, dandola vinta a chi minacciava. Cambia la location della manifestazione per la remigrazione sabato a Bologna. Dopo le polemiche è stata scelta la strada della prudenza e soprattutto della prevenzione. Così, al termine di una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura, è stato stabilito che il raduno della remigrazione si svolge sabato 9 maggio in Piazza della Pace a Bologna, e si meneranno sicuramente in Piazza della Pace, un luogo più consono. Prefetto e vertici della Forza dell'Ordine hanno valutato bene contesto, circostanze e condizioni, e ieri hanno comunicato agli organizzatori dell'iniziativa che il raduno degli esponenti di estrema destra quindi non si terrà più in Piazza Galvani nel centro storico di Bologna, ma in Piazza della Pace. Le motivazioni della scelta sono ben chiare, l'obiettivo è quello di evitare possibili scontri. Dopo la manifestazione della Lega in Piazza Duomo, e ne hanno inventate di tutto e di più per non farcela fare, adesso quella di Bologna. Sempio si incastra da solo, titolo principale sul quotidiano Libero, ma naturalmente anche le Pussy Riot con le tette fuori. Padiglione russo assediato, alla Biennale arriva la polizia. Vicino l'accordo USA-Iran, stop alla bomba nucleare. Trump, intesa in 7 giorni oppure bombardiamo. Noi confidiamo nell'intesa, anche perché altrimenti in vacanza non ci andiamo più. La pace fa salire le borse. Milano ai massimi dal 2000, petrolio e gas in picchiata, ma avete sentito che qualcuno vuole alzare i tassi. Alegher. Leone XIV oggi vede Rubio per fare la pace con Trump, e chiaramente noi siamo assolutamente positivi. E poi finalmente a pagina 7 sul Libero, il governo accelera. Si torna al nucleare. Il piano per l'ultimo anno di legislatura. Vertice tra Meloni, Salvini, Tajani. Riduciamo la dipendenza dall'estero, e avanti anche con la nuova legge elettorale. Se volete saperne di più, ne parla Fausto Carioti, un bel paginone intero sul quotidiano Libero. Le centrali atomiche cruciali in Italia per tagliare le emissioni di carbonio. Se ne occupa Michele Zaccardi in taglio basso. Secondo alcune stime, i reattori garantirebbero un risparmio di 17 miliardi per centrare l'obiettivo UE net zero entro il 2050 e coprirebbero l'11% della domanda di elettricità. È chiaro che bisogna aspettare un pochettino. Ne parla anche il quotidiano Libero. Salis manda i vigili a sgomberare gli alpini. La dunata di Genova. La sindaca sposa improvvisamente la tolleranza zero e schiera la polizia locale per liberare un giardino. E Salvini dice: che velocità però, quando c'è da liberare una casa occupata se ne impippano, con un giardinetto con una tenda. Stiamo zitti, per favore. Simone, tu che sei su OnlyFans, Simone fa ogni tanto qualche spettacolino, da adesso devi pagare la tassa etica. È una brutta storia. Imposte sul reddito, commissioni delle piattaforme, nuova addizionale del 25%, tagliano i guadagni del 60%. Simone, guarda, è meglio avere una trasmissione su Radio Libertà. Tutto per colpa di Berlusconi. Guarda un po', le creator sono un po' agitate perché non conviene più fare lo spettacolino su OnlyFans. Sì, me ne sto per andare, me ne vado, mi fanno cenno. Posso dire che c'è una nuova fase di Esselunga? Serrai cosa vuol dire? Serrai AD e direttore generale del gruppo ad Esselunga. No, siccome io quando me ne vado da qua oggi vado all'Esselunga, vorrei capire un attimo chi lo manda avanti. I supermercati di Caprotti voltano pagine. A partire dai primi giorni del prossimo novembre, Claude Serrai sarà il nuovo amministratore delegato e DG di Esselunga. L'attuale direttore generale Gabriele Villa lascerà l'azienda in vista del pensionamento, ha spiegato una nota diffusa dal quartier generale della società. Ok, sappiatelo, chiaramente da oggi partono gli sconti e quindi Sammy Varin va a fare la spesa. Grazie a Simone per la pazienza, lui è ancora fissato con le Pussy Riot, è l'immagine della giornata di oggi della rassegna stampa è questa. Ci ritroviamo alle 11.